Sia benedette e ricamadore, che ricama al cuor ai somorosi, ponto per ponto e che fa nastea, e in mezzo al petto e che forma il cuore. Sia benedette ste ricamadore. Sia benedette e ricamadore, che ricama al cuor Sia ai benedette e ricamadore. somorosi. E questo è un canto legato ad un particolare lavoro femminile, quello delle ricamadore, o cioè le ricamatrici, donne maestre nel costruire con ago e filo il prezioso merletto di Burano, arte sorta nell'isola intorno al 1500, ma allo stesso tempo capaci di predisporre il cuore dei loro uomini ad accogliere un legame affettivo solido e duraturo. E quei che nasce dentro d'esta cuna, Una leggenda racconta l'origine del merletto di Burano. Un giovane pescatore di Burano ama ed è teneramente corrisposto da una ragazza della sua isola. Un giorno, uscito a pescare in mare aperto, viene colto da una tempesta che capovolge la barca e lo fa colare a picco. Nel fondo del mare incontra nel suo palazzo la regina del mare, una sirena che, colpita dalla bellezza del giovane, gli promette salva la vita se lui accetterà di rimanere sempre con lei. Il giovane risponde: «Regina, sono onorato per questa tua offerta, ma preferisco morire per non tradire la fede che ho giurato alla mia innamorata». La regina del mare, commossa di fronte alla potenza di questo sentimento, decide di salvarlo ugualmente, anche se il suo affetto è rivolto ad un'altra donna e non a lei, e lo riporta in superficie adagiandolo sulla riva dell'isola dalla quale era partito. Il giovane tenta di ringraziarla, ma lei lo interrompe dicendo: «Non è me che devi ringraziare, bensì la donna che ha saputo suscitare nel tuo cuore un amore così profondo, ed è per questa donna che voglio lasciarti un regalo». A colpi di coda solleva nel mare alcune onde, ne raccoglie la schiuma prodotta, la sparge sul terreno e poi, con un soffio leggero, la trasforma in un bellissimo velo finemente ricamato. Quando il giovane torna tra la sua gente, che lo pensava morto, viene accolto con una gran festa e poco tempo dopo, il giorno delle nozze, la sua amata indossava il velo donato dalla regina del mare, ammirato ed invidiato da tutte le donne presenti, a tal punto che ciascuno di loro desiderava averne uno uguale. Ed è così che mentre gli uomini sono fuori a pescare, si riuniscono e, con ago e filo, tentano di riprodurre il bellissimo ricamo. Prova e riprova, un po' alla volta, riescono in questa impresa, creando così il merletto di Burano, il cui punto in aria forma figure che richiamano, per leggerezza, l'immagine della schiuma del mare. Sia benedette e ricamadore, che ricama al cuor ai somorosi, ponto per ponto e che fa nastea, e in mezzo al petto e che forma il cuore. Sia benedette ste ricamadore.